Adesso la Commissione sul crimine organizzato, sulle mafie, sulla corruzione e sul riciclaggio è partita. Nella mia qualità di relatore proverò a definire un approccio comunitario insieme agli altri componenti della Commissione per definire al meglio la tracciabilità di flussi finanziari, per intervenire attraverso un approccio realmente comunitario per assicurare attraverso misure importanti come sequestro e confisca che il patrimonio dei criminali, il patrimonio delle mafie venga aggredito, sottratto alle famiglie e venga invece utilizzato per finalità corrispondenti ad esigenze pubbliche, un contrasto deciso anche al fenomeno della corruzione che si alimenta spesso di intrecci importanti con il sistema mafioso e ancora norme concrete contro il riciclaggio, sanzioni importanti nei confronti di chi interviene a favore di pratiche che sono un contrasto deciso nei confronti della licit economy. Siamo per l'economia lecita, siamo per intervenire soprattutto in tutte quelle regioni in Europa dove il PIL è fortemente in difficoltà proprio per la presenza di infiltrazioni criminose. Questa è la ragione di una attività di una commissione che entro un anno dovrà stendere un rapporto del quale io sono responsabile, che sarà rimesso all'esame di Stati membri ma anche nell'interesse di quegli Stati terzi che attraverso una forte cooperazione giudiziaria e di polizia basata sulla fiducia vorranno aggredire con severità questi fenomeni così pericolosi e così fortemente lesivi di quello che è un'esigenza della comunità, cioè della crescita, della competitività, in questo caso di piccole e medie imprese e della sana imprenditoria.